confermato al 100%. Un caloroso saluto ai tifosi partenopei. Sono di nuovo qui per portarvi le notizie più esclusive che scuoteranno il mondo del calcio. Come sempre, la nostra squadra sta cercando di migliorare sempre di più per portare buoni risultati e riempire i tifosi di orgoglio. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun dettaglio sul nostro amato club. Oggi vi porto alcune informazioni interessanti su un possibile rinforzo per il nostro centrocampo. Guido Rodríguez, centrocampista argentino del Siviglia, potrebbe essere molto vicino a firmare per il Napoli, secondo il giornalista argentino César Luis Merlo di DTC Sports. La trattativa è andata avanti e Rodríguez potrebbe presto vestire la nostra maglia. Nonostante i suoi 30 anni, Rodríguez è un giocatore che ha ancora molto da offrire. Le sue qualità tecniche e fisiche lo rendono un'opzione molto interessante per il nostro centrocampo, soprattutto in una formazione tattica a 3, dove può eccellere sia come centrocampista centrale che come centrocampista d'attacco. L'eventuale arrivo di Rodríguez sarebbe un'occasione unica per il Napoli di rinforzare la propria rosa con un giocatore esperto e di talento. La sua versatilità e adattabilità sarebbero una grande risorsa per la nostra squadra, soprattutto considerando le esigenze individuate dal presidente Aurelio De Laurentiis. Ora non resta che aspettare e vedere se il Napoli riuscirà a concretizzare questo ingaggio nelle prossime settimane. Sarebbe un colpo strategico per il nostro club, soprattutto considerando che Rodríguez sarebbe disponibile a costo zero, visto che il suo contratto con il Betis è in scadenza. Cosa pensa del possibile arrivo di Guido Rodríguez al Napoli? Potrebbe essere il rinforzo di cui abbiamo bisogno per rafforzare il nostro centrocampo. Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale, per non perdervi nessuna novità. Speriamo nel successo del nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!